Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Io sinceramente sono schifato all'ennesima potenza di quello che abbiamo visto ieri, ma non della partita. La partita già ne abbiamo parlato ieri sera, c'è il passato e il post partita, anzi andatevelo a recuperare, lo trovate qui nelle schede video. Ma per quello che è successo prima, ovvero che un tifoso napoletano si aizza contro Di Lorenzo, e per nessuno, ragazzi, io non mi interessa, potete dire quello che vi pare, no? Ai giocatori, ognuno naturalmente pensa e dice quello che vuole, però quando io sento dire sei un uomo di merda, vattene da Napoli, viva Aurelio De Laurentiis, veramente stai facendo? Veramente stai facendo? Veramente hai detto codesta cosa? Veramente siamo caduti così nel ridicolo? Addirittura elogiare il presidente De Laurentiis dopo questa stagione così scandalosa? Ma la colpa non è di De Laurentiis, no, la colpa è mia. La colpa è mia che ho promesso mare e monte ai giocatori e non ho fatto nulla. La colpa è mia, è solo mia. Vabbè, io spero che questo tifoso si penta di aver detto queste stronzate, sinceramente, e che non vada più nemmeno a vedere il Napoli. Addirittura ha messo in mezzo Maradona. Tu quello che c'è disegnato lì non sei niente in confronto a lui. Ma tu nemmeno lo devi nominare Maradona, amico mio. Tu nemmeno lo devi nominare Maradona. Ti devi sciacquare la bocca quando parli di Diego. Vabbè. Ragazzi, mi dispiace, ma questo l'ho dovuto dire. Io ho detto, io penso quello che dico. Io attacco il tifoso, ma non per qualcosa, perché tu si può contestare la squadra, questo nessuno lo mette in dubbio, perché anch'io, ragazzi, l'ho detto. Chi non ha più voglia se ne vada via da Napoli. Ma addirittura che tu fai proclami, Di Lorenzo, pezzo di merda, Di Lorenzo di qua, Di Lorenzo di là, e poi dici viva Aurelio De Laurentiis. Signori, qui si cade nel ridicolo, qui si cade veramente nel ridicolo, e è ancora più ridicolo quello che riportano oggi i giornali, ragazzi, perché addirittura oggi si parla di Massimiliano Allegri. Attenzione Sport Mediaset, attenzione, perché Allegri potrebbe arrivare a Napoli con un clamoroso colpo di scena. L'unico che si potrebbe prendere Allegri in Serie A è il Napoli per tornare a vincere subito. Ma siete seri? Cristi Dio, siete seri? Veramente stiamo facendo questo? Veramente state dicendo questo, Sport Mediaset? Addirittura avete detto se volete vincere subito bisogna prendere Allegri. Allegri che in 3 anni ha portato una misera Coppa Italia alla Juventus? Veramente? Veramente siamo ridotti così in Italia? Cazzoio, siamo veramente ridotti così in Italia? Siamo veramente messi male così? Io, sinceramente, questi giornalisti, perché poi naturalmente i pro Allegri ci sono, addirittura qualche tifoso napoletano ha detto, ma se proprio dobbiamo prendere qualcuno, prendiamo Allegri, che bene o male qualcosa ha vinto nella sua carriera, e in Italia ha vinto, ragazzi, questo nessuno lo può mettere in dubbio. Allegri i trofei li ha portati alla Juventus, ma non si è aggiornato. Se tu non prendi un allenatore aggiornato, l'abbiamo visto con Mazzarri, con Calzona, con Garzia, se non sei aggiornato e non si va da punte parti, come si dice qui, non si va da nessuna parte. Quindi, cari giornalisti, prima di dire certe stronzate, pensateci, riflettete e poi aprite bocca, perché non potete dire una cosa del genere. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ciao!